Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento con il nostro telegiornale. In apertura c'è la sanità con una richiesta urgente da parte del sindacato degli infermieri. Il nursing di Udine, infatti, rivolgendosi alla regione, chiede il commissariamento urgente dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, non solo per la situazione del pronto soccorso di Udine, ma in tutte le altre strutture dell'azienda. In più denunciano, c'è stato anche chiesto di mettere a disposizione il nostro tempo libero per effettuare i vaccini. Il pronto soccorso di Udine fa certamente notizia, ma la situazione è drammatica ovunque, non da pochi giorni. Per voce di Afrim Casli, il nursing di Udine non usa mezze misure nel descrivere la situazione lavorativa degli infermieri impiegati dall'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, per la quale chiedono al presidente della regione Fedriga il commissariamento immediato. Non c'è solo il problema della carenza di personale, al momento gli infermieri sono meno che nel 2019. Ci sono anche turni estenuanti, continui richiami in servizio, spostamenti di reparto e ospedale dall'oggi al domani, oltre quanto si possa accettare in ragione dello stato di emergenza. Da Tolmezzo fino alla Bassa Friulana, nelle medicine e nelle chirurgie si lavora in condizioni pietose, denuncia. Ricevo costantemente messaggi di colleghi che non ce la fanno più, che vanno avanti solo grazie all'adrenalina del momento, ma che stanno per crollare, e sono sempre più coloro che per questo lasciano il lavoro per prendere impiego nel settore privato. Questa emorragia continua è un fallimento per tutto il sistema. Comprendiamo che ci sono tante persone senza lavoro e con loro vogliamo essere solidali, ma l'85% degli infermieri sono donne che a casa spesso hanno figli anziani da accudire e che a causa dei disagi al lavoro non sanno a chi lasciare i loro cari. La mala gestione dei turni dunque nel mirino. Solo questa mattina colleghi della terapia intensiva sono stati spostati a Palmanova senza nemmeno la certezza di un rimborso chilometrico. A questa si aggiunge Casli anche la richiesta di prestare servizio volontario per la somministrazione dei vaccini, contando inoltre che ogni infermiere nel 2020 ha accumulato in media 150 ore di straordinari non pagati. Non è una denuncia che riguarda solo noi, spiega, è una denuncia che mostra le falle di un sistema che tocca anche i cittadini, cadendo sulla qualità del servizio sanitario offerto, senza contare che quando, come ci auguriamo tutti, finirà questa epidemia, ce ne sarà un'altra, quella delle conseguenze sulla salute psicofisica degli infermieri. E arriva sempre sull'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale una nota intersindacale urgente. Si denuncia un grave affanno di pronto soccorso, terapie intensive, reparti di medicina, radiologie e strutture di supporto. Reale il rischio di non poter assicurare la doverosa assistenza ai malati gravi. Per questo viene chiesta la chiusura immediata e non più rinviabile delle strutture con attività differibile. Questo per recuperare risorse umane e strutturali da assegnare alle strutture coinvolte nell'emergenza Covid, e si chiede che vengano messe in campo tutte le strategie utili per ridurre la pressione sulle strutture dell'azienda Friuli Centrale. Intanto oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.546 tamponi molecolari eseguiti sono stati rilevati 431 nuovi contagi, la percentuale di positività è del 9,48%, sono inoltre 2.631 i test rapidi antigenici realizzati, con 173 casi individuati, il 6,58%, 10 decessi registrati, 67 ricoveri in terapia intensiva, 528 quelli in altri reparti. Una accelerazione nella campagna vaccinale potrà arrivare dal coinvolgimento in questa anche dei medici specializzandi. È stato siglato il protocollo. I medici specializzandi del Friuli Venezia Giulia saranno coinvolti nella campagna vaccinale regionale e per questo dovranno essere resi operativi in tempi rapidi sulla base di indicazioni fornite dalla Direzione Regionale Salute agli enti del sistema sanitario regionale. L'annuncio dal vice governatore con delega alla salute Riccardi, che ha spiegato come così si dia attuazione al protocollo d'intesa tra governo, regioni, province autonome e associazioni dei medici in formazione specialistica del 6 marzo scorso, che permette di
di coinvolgere ulteriori professionalità per dare quindi una forte accelerazione alla campagna di immunizzazione. Il protocollo prevede che gli specializzandi siano reclutati dalle regioni e che la loro partecipazione alla campagna vaccinale avvenga con incarichi a tempo determinato di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a 6 mesi, prorogabili in ragione delle necessità del piano vaccinale. Ai medici specializzandi, oltre al trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, saranno corrisposti gli emolumenti per l'attività lavorativa di somministrazione del vaccino. Saranno a carico dell'azienda o dell'ente presso il quale il medico specializzando svolgerà l'attività la copertura assicurativa e per infortunio fatta salva quella per colpa grave a carico dello stesso medico. Intanto, guardando agli operatori turistici, a Lignano la locale Confcommercio registra la disponibilità del gruppo Andretta a contribuire alla campagna di vaccinazione in corso per anticiparne i tempi e ottimizzare l'efficacia. Gruppo che conta circa 250 dipendenti in regione in 2 macro comparti, commerciale e turistico nautico. L'azienda si rende disponibile ad acquistare il necessario numero di dosi di vaccini e a organizzarne l'inoculazione ai propri collaboratori, espletando a proprie spese anche tutti gli eventuali processi burocratici. La richiesta vuole essere segno di un riconoscimento, oltre che tutela, verso chi più di un anno è rimasto in prima linea al servizio della comunità, sia nei supermercati che nelle trasferte per le innumerevoli consegne a domicilio, e oltretutto si ritiene strategica la vaccinazione del comparto turistico. Da domani in Friuli Venezia Giulia scatterà la zona rossa, dunque sarà necessaria l'autocertificazione per uscire di casa, spostamenti consentiti solo per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità. Per quanto riguarda le seconde case, è stato chiarito che in zona rossa è possibile raggiungerle anche in un'altra regione, ma solo per chi può comprovare di aver effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima del 14 gennaio 2021 e la casa non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente. Si potrà partecipare ai luoghi di culto. Per quanto riguarda l'attività motoria sarà consentita in prossimità della propria abitazione, ok anche l'attività sportiva nel proprio comune dalle 5 alle 22 in forma individuale e all'aperto. Parliamo dell'elezione di Enrico Letta a segretario del PD con 860 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti. Ha detto il PD non guardi il proprio ombelico, sia progressista e riformista. Arrivano le reazioni da quella della vicepresidente Serracchiani, che ha detto di aver molto apprezzato il tono e il contenuto dell'intervento di Letta, alto nei riferimenti ma anche concreto nei temi del rapporto con il governo Draghi, della leadership del PD nel centro-sinistra e della competitività rispetto alla destra. Per la senatrice Tatiana Roiz, da Letta temi concreti e puntuali e PD come motore principale di tutte le forze di sinistra. Secondo il segretario regionale Sciaurli, quello di Letta è stato un discorso che mette al centro non il consenso ma le esigenze del Paese e il futuro dei nostri giovani. L'ultima domenica prima della zona rossa è stata caratterizzata dal maltempo, in particolare nella prima parte della giornata su tutta la regione, anche con qualche danno. In questa coda d'inverno, che già ne ha vista cadere tanta, c'è stata ancora neve a Sappada questa mattina, non una nevicata tranquilla, bufera di neve e grandine sulla cittadina montana. Forti le raffiche di vento, ma nessun particolare disagio per la comunità. Una sottile coltre bianca anche sulla zona collinare e pedemontana, Tarcento in particolare, ma non era neve, era l'esito di una violenta grandinata che si è abbattuta questa mattina. Nevicate e vento forte anche in altre località montane, ma anche sulla costa il forte vento si è fatto sentire, causando la caduta di alberi a Lignano Sabbiadoro nella zona di Arco del Libeccio. Alcune piante sono rovinate sulla strada. E il forte vento con precipitazioni di neve mista a ghiaccio hanno causato diversi disagi a Terzo di Aquileia, dove è crollato un muro eretto a divisione di 2 proprietà private, ha causato dei danni a una vettura posteggiata lì vicino. Infine a San Vito al Tagliamento, scoperchiato un edificio produttivo non più utilizzato, un immobile che sorge in piazzetta Pescheria, il cui tetto, composto anche da carta catramata, è stato divelto.
Il nodo autostradale di Palmanova può avere ora il suo assetto definitivo e si è concluso anche il cantiere del primo sublotto tra Alvisopoli e Portogruaro. Con la configurazione delle rampe il nodo di Palmanova è quasi pronto. Direi di sì, adesso siamo nella configurazione finale. Per l'ultimazione basta la stesura del tappeto drenante che verrà fatto nei prossimi mesi. È l'ultima fase che risente di temperature e di umidità, per cui bisogna farlo nella stagione inoltrata, quando non ci sono degli abbassamenti troppo repentini delle temperature. Ritengo che tra il mese di aprile e di maggio possa essere fatto. Parliamo del tratto Portogruaro-Alvisopoli, dove è stato innalzato, varato il terzo cavalcavia Teglio Gorgo su 5 che ce ne sono. Sì, notate è stato posizionato il terzo cavalcavia di quel lotto e in questo momento l'autostrada è stata aperta nei tempi regolamentari. È un sublotto particolare perché non è molto lungo, si estende per meno di 10 km, però attraversando un territorio molto antropizzato, è molto ricco di sovrappassi, sottopassi scatolari, per cui non è sempre agevole condurre celermente i lavori. E chiudiamo con lo sport, con il secondo posto dell'Azzurri e con Lisa Vittozzi nella staffetta mista di biathlon di Coppa del Mondo a 9 mesto. La sappadina schierata al lancio con 2 ricariche ha dato il cambio a Dorotea Virer in terza posizione. Questa poi ha dato il cambio seconda a Dominic Windisch, che ha mantenuto la posizione, così come Lucas Hofer. Per la Vittozzi è il secondo podio stagionale dopo quello ottenuto la scorsa settimana nella sprint, e il prossimo appuntamento con l'ultima tappa di Coppa del Mondo è in programma per il prossimo fine settimana a Östersund in Svezia. Ed è tutto, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buona serata.